Ditemi voi. Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto a Palazzo Ferrofini. Oggi un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica pop, rock e metal che attendono l'11ª edizione di Marostica Summer Festival. Nelle prime settimane di luglio lo splendido borgo noto per la celebre partita a scacchi e per le ciliegie trasformerà la sua celebre piazza in una cornice d'eccezione per un cartellone di livello internazionale con nomi di artisti e band entrati nella storia della musica. Per questo vorrei ringraziare veramente il Comune di Marostica, Due Punti Eventi, la Banca Popolare di Marostica, Volksbank, le edizioni fin qui svolte che hanno ben dimostrato come arte, architettura medievale, storia e musica contemporanea siano accostamenti vincenti, capaci di trasportare gli spettatori in un'atmosfera sospesa nel tempo e nello spazio. Chi ha vissuto l'esperienza degli scorsi anni può confermare che se da un lato il successo è certamente misurabile e quantificabile in numeri, più rilevante invece è il riscontro in termini di pubblico e di coinvolgimento degli spettatori. Pop, rock, metal hanno cambiato il mondo musicale e culturale per sempre e sono entrati nella nostra vita, magari in momenti diversi, facendosi colonna sonora del nostro quotidiano. Ascoltare musica in un contesto d'eccezione come quello appunto punteggiato dalle architetture castellane e marustecensi dà un valore aggiunto ad uno spettacolo che è già indimenticabile e fa volare la musica a un livello superiore. Quest'anno i protagonisti sono ancora una volta di altissimo livello. Umberto Tozzi, che emozionerà sicuramente il pubblico con la sua gloria, alle atmosfere progressive metal del Dream Theater, dal travolgente Alessandra Amoroso, regina di talent show, alla veterana del rock, dalla voce graffiante appunto di Gianna Nannini, dalla boy band britannica dei Blue, alla personalità trascinante di Skin insieme agli Scan and Ansis. Marostica Summer Festival ha la capacità di parlare agli appassionati di musica in modo trasversale, guardando grandi nomi italiani come a quelli stranieri, affiancato generi diversi e innalzando tutti a pari dignità. La musica parla a tutti, non discrimina e consente agli appassionati di qualsiasi genere di riconoscersi immediatamente e senza filtri. Partecipare a un concerto è un'emozione individuale che ben presto diventa collettiva e genera un'energia di grande portata. Lascio la parola comunque ai veri protagonisti e ai rappresentanti del Comune di Marostica, Due Punti Eventi e veramente a tutti quanti un buon concerto. Quindi cedo la parola al sindaco e amico Matteo Mozzo. Premi? No, non serve. Tanto buongiorno a tutti e grazie Presidente Ciambetti. È un piacere essere qui e io a nome di tutta l'amministrazione, qui con me c'è anche l'assessore Irene Bianchi, assessore delegato al turismo e attività produttive, vogliamo ringraziarti in prima persona e ringraziare la Regione Veneto per la vicinanza che da sempre c'è e l'occhio di riguardo per tutte quelle attività che svolgiamo a Marostica e che poi portano un indotto importante a livello economico sul territorio. Ci tengo a ringraziare, perché siamo giunti all'11ª edizione, Valerio Simonato della Due Punti e tutto il suo staff naturalmente, che molte volte non vengono citati, ma c'è una grande famiglia di persone che lavora alle spalle, che anno dopo anno sta diventando come gruppo sempre più affiatato e porta non solo sul palcoscenico marosticense ma dell'intera provincia di Vicenza nomi importantissimi che, ripeto, portano un indotto importante per la nostra provincia. Come cittadino di Marostica devo dire che sono onorato vedere un cartellone sempre così rinnovato e vario, che va ad accogliere di fatto quelle che sono tutte le tipologie musicali, quindi dai più piccoli a quelli con più esperienza. Possiamo dire che tutta la clientela della buona musica è ben servita, quindi veramente un grande lavoro che va dato atto che è stato fatto negli anni e che si sta concretizzando in modo sempre più importante. Ci tengo a ringraziare tutte le attività commerciali di Marostica, quindi partiamo da Confcommercio, che
non è semplice da gestire per loro. Pensiamo alle difficoltà che viviamo nei centri storici con la chiusura sempre più importante di attività commerciali. A Marostica devo dire che i saldi tra chiusure e aperture danno sempre un riscontro positivo, e quindi questo è anche merito di questa vivacità da parte innanzitutto dell'Associazione Commercianti di Marostica, che sa sempre attrarre nuove leve, ma anche un po' di tutto quell'indotto che siamo riusciti a creare nel corso degli anni e che rende Marostica appetibile. È un piacere, ripeto, essere qui come sindaco, come amministratore, è un orgoglio sapere che la città è arrivata a un gradino così alto. Nei primi anni con Valerio si ragionava, no, sul fatto di rendere Marostica il salotto buono del nord-est per quanto riguarda la musica. Beh, direi che siamo un po' più del salotto ormai, no? Ecco, quindi faccio veramente i complimenti a tutti, perché il lavoro di squadra è impegnativo ma dà ottimi risultati. Naturalmente devo ringraziare anche Volksbank. Marostica Summer Festival si aggiunge di Volksbank da un paio d'anni nel nome, ma giustamente anche perché comunque fondazione e banca sono sempre state vicine alla Due Punti Eventi e all'organizzazione dei grandi eventi cittadini. E l'avevo ricordato anche l'anno scorso, Volksbank è stata presente quando nel 2020 nessun altro pazzo in Italia organizzava manifestazioni, e l'amministrazione comunale di Marostica insieme alla Due Punti Eventi è riuscita a mettere in piedi 2 concerti in pieno periodo Covid, sempre con l'assistenza della Regione Veneto, che ringrazio, allora anche con la collaborazione dell'assessore Lanzari. Siamo riusciti poi a essere capofila per la più nota Arena di Verona, quindi direi che i risultati ci sono stati negli anni ed è veramente un concretizzarsi giorno dopo giorno di grandissimi risultati. Ecco, quest'anno ci sono anche altre novità, ma le lascio dire agli organizzatori. Grazie a tutti. Grazie al sindaco Mozzo, e effettivamente, come dicevi, veramente passerà la storia nella piazza degli Scacchi i prossimi giorni. Neil Rogers, forse molti non lo conoscono, ma chi diciamo almeno ha sentito un po' di musica negli ultimi 40 anni, molte delle canzoni più belle, delle musiche più belle le ha scritte lui. Io direi, come diceva il sindaco, di far venire Francesca Bordignon, che introdurrà Ilenia. Prima Ilenia Banchini, vabbè. Prego, no. Va benissimo. Ilenia Bianchin, che ha appena finito di spostare le ultime cose dalla piazza degli Scacchi dopo una domenica memorabile come quella della festa di Ciliegie scorsa, e che è sempre, dal punto di vista organizzativo, e un motore importante per la città degli Scacchi. Ilenia, prego. Grazie Presidente per i complimenti. Buongiorno a tutti, è un piacere e un onore essere qui oggi, proprio perché Marostica Summer Festival ormai caratterizza da tanti anni la nostra città, ma soprattutto è diventato un momento culturale importante, perché comunque si tratta anche di cultura, perché la musica è cultura a tutti gli effetti, ed è un motore importante per la nostra città, è un motore importante per le nostre attività. Prima il sindaco ha giustamente ringraziato Confcommercio, ma non è da sottovalutare il rapporto che la Due Punti Eventi ha saputo, anche tramite l'amministrazione, instaurare con le associazioni di categoria e con le attività stesse. Di anno in anno si è andati migliorando, perché comunque sì, il festival è bellissimo, la musica è importantissima, però chiaramente siamo un centro storico, siamo una piccola città, siamo un salotto, e sappiamo anche della delicatezza di portare le attività all'interno di un salotto. Quindi dobbiamo dare assolutamente un valore aggiunto a quello che è stato fatto in questi anni, proprio per cercare di collaborare in modo proficuo proprio con le attività. Quindi di questo bisogna assolutamente ringraziare. Diventa un panorama culturale importante, perché comunque passa appunto la storia. Prima tu, Roberto, accennavi a Neil Rogers, però avremo anche una storia futura, perché ad esempio Night magari qualcun altro non lo conosce, proprio perché il panorama musicale è vasto. Quindi ringrazio la collaborazione che in questi anni si è instaurata, ringrazio appunto la Due Punti Eventi e tutti gli sponsor che sostengono comunque questa attività.
e ringrazio anche ovviamente tutto lo staff, la Regione, e mi unisco chiaramente ai ringraziamenti già fatti dal Sindaco. Grazie, l'assessore Bianchin, ripeto, sempre figura importante nell'attività marosticense. Dicevo, Francesca Bordignon che presenterà un po' tutti gli eventi della serata e tra i quali anche una serata molto particolare dove Confindustria Vicenza farà sicuramente la sua parte in maniera importante. Francesca, prego. Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per presentare questa 11ª edizione del Marossica Summer Festival Volksbank. Quindi un anno dopo siamo ancora qui. Quest'anno sono previsti 9 concerti, 9 serate dal 30 giugno al 15 luglio. Ma oltre a questo, quest'anno ci sarà il 4 luglio, abbiamo l'onore di ospitare un evento di Confindustria Vicenza che farà l'80° anniversario e quindi chiederei di venire qua al mio fianco la dottoressa Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza. Eccomi qua. Bene, grazie, grazie mille anche di questa introduzione. Noi ci siamo uniti a questo bellissimo festival che organizzate da tanti anni per celebrare un appuntamento che per noi è molto importante. Sono gli 80 anni di storia dalla fondazione della nostra associazione, l'Associazione Confindustria Vicenza, che è una delle più importanti d'Italia, in una regione che è sicuramente tra le più industrializzate d'Europa. E quindi non è solo una occasione per festeggiare, ma è anche una responsabilità il fatto di essere ancora presenti e portare la voce di queste imprese che tanto hanno fatto per il nostro territorio. La Confindustria di Vicenza nasce nel 1945 a Schio, dove c'erano, per chi conosce il territorio, le grandi aziende tipo la Lanerossi. È stata spinta da quegli imprenditori subito dopo la liberazione ed è stata fondata da una 50ina di imprese. Subito dopo, il 4 giugno, il 4 giugno è stata fondata il cotonificio Rossi da parte di queste 50 aziende, ma subito dopo, a settembre, è stata celebrata a Vicenza con una assemblea entusiasmante, l'allargamento al Cinema Odeon di questo primo nucleo formativo, e immediatamente si è passato a 200 aziende. Tanto era il bisogno da parte di quegli imprenditori di unirsi, e ricordiamo che era il momento della ricostruzione, la fine della guerra, e c'è stata proprio la necessità di collaborare assieme. Entro la fine dell'anno erano già 5,60 e proprio tutte spinte dalla necessità di fare rete. Fin dall'inizio Confindustria ha avuto tra i suoi obiettivi quello di sviluppare le aziende, ma al centro c'era lo sviluppo del territorio e, come dico, la ricostruzione. Sia la nostra azione passa dalla, ovviamente, parte economica, ma anche siamo vicini al territorio da un punto di vista sociale, ed è importante da un punto di vista anche civile il mantenimento della nostra attività. E poi l'impresa viene concepita da noi imprenditori non solo come motore di crescita, ma è anche un modo per mantenere coeso e unito un territorio. Questo approccio ci ha aiutato a durare così compatti e continuare a crescere in questi anni, e abbiamo adesso una società molto forte che è unita dal lavoro e dalla volontà di difendere il lavoro. È una frase che si dice spesso, ma mai come oggi è importante sottolinearla. E per noi celebrare questi 80 anni è ovviamente un modo per tornare alle origini, spiegare come è nata, ma soprattutto per guardare avanti e continuare a investire nel nostro territorio, e per condividere quello che ci unisce come imprenditori, per riconoscere il valore di quello che ognuno delle nostre aziende e di chi lavora nelle nostre aziende fa, e anche per valorizzare l'impegno quotidiano e la passione e la visione che queste persone mettono in quello che fanno. E il concerto è nato con questa idea. Noi
io in questo momento presidente di Confindustria, d'accordo con tutto il Consiglio, vogliamo proprio celebrare, fare un dono simbolico a chi ha creduto nella nostra associazione e ci ha portato fino a qua, e alle persone che contribuiscono al benessere del nostro paese. Quindi è proprio una cosa che Confindustria fa per i propri associati e per chi lavora nelle nostre aziende. Abbiamo scelto la Piazza degli Scacchi di Marostica e questa associazione che organizza questo evento, con cui abbiamo un rapporto da tanti anni. È una piazza che rappresenta la nostra storia, un'identità forte del territorio e anche la tradizione. E poi il protagonista della nostra serata sarà una voce molto importante della musica italiana, e cerchiamo di offrire una serata che dia emozioni, un momento autentico, sentito, che ci unisca, che ci permetta di trovarci tra di noi, di riconoscerci tra di noi, e la musica è un bel modo, è una forma di cultura. La cultura deve essere al centro anche dell'impresa e del lavoro, ed è uno strumento che proprio trasmette quello che vogliamo, l'emozione e proprio la gioia di condividere questo momento. Sarà appunto una voce unica, una sorpresa, come è unica la nostra storia e come è unico il territorio in cui ci troviamo e a cui apparteniamo. E io mi sento particolarmente emozionata nel presentare questo evento, che cade proprio alla fine del mio mandato, e sono proprio felice di, diciamo, lanciare questo evento, e per la nostra comunità voglio che si emozioni, che sia orgogliosa e che continui a condividere insieme questo percorso. È il primo dei prossimi 80 anni. Grazie. Grazie Presidente. Quest'anno sono previste oltre 40.000 presenze, però come si diceva prima sono 2 anni che il festival ha aggiunto anche Volksbank al nome, e infatti abbiamo il supporto della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, e chiamerei qui al mio fianco adesso il dottor Garbin. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Ringrazio il Consiglio regionale del Veneto per questa opportunità di presentarci in questo meraviglioso contesto. Volksbank è una banca regionale presente in Trentino Alto Adige, in Veneto, molto radicata nel territorio. Essere radicati nel territorio non deve essere solo una locuzione, ma deve diventare anche qualcosa di concreto. E Marostica è una delle nostre città veramente importanti per la banca, sia per la provincia di Vicenza che per la banca in generale, e ci è sembrato naturale partecipare fin dall'inizio, devo dire, all'esperienza di 2 Punti Eventi e del Summer Festival, che ha fatto un percorso che in qualche modo rappresenta il nostro territorio e piacerebbe rappresentarsi anche noi, quindi un percorso in crescita per diventare da un momento di ludico, di concerti per la città, a un percorso che l'ha portato a raggiungere livelli nazionali e direi anche oltre i livelli nazionali. E quindi siamo particolarmente entusiasti di aver dato il nostro nome a una manifestazione di questo tipo, e speriamo che la nostra collaborazione continui serena per tanti anni a venire. I concerti sono di altissimo livello e quindi auguro a tutti un Summer Festival Volksbank di alto livello. E vi saluto e porto anche i saluti della Fondazione, che oggi rappresento come consigliere, perché anche la Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, che interviene solo in provincia di Vicenza, che ha una buona dotazione, collabora e contribuisce anche alla buona riuscita del Summer Festival. Grazie a 2 Punti Eventi, grazie al Comune di Marostica e grazie alle associazioni del territorio. Grazie a voi. Passiamo ora a presentarvi il programma di quest'anno. Quest'anno il festival inizierà a giugno, inizierà il 30 giugno, e per la prima data abbiamo i Dream Theater, 30 giugno, queste leggende del progressive metal,
unica data in cui l'orario di inizio sarà alle 20:30, quindi tutti gli altri concerti saranno alle 21:30, ma siccome si prevede insomma una durata un po' importante, si inizierà alle 8:30 e celebreranno questi 40 anni di carriera. 1 luglio, spazio per un artista che coinvolgerà tutt'altro tipo di pubblico, perché è uno degli artisti più seguiti dalla generazione Z, quindi 1 luglio avremo il concerto di Alfa. 3 luglio avremo una donna, una delle voci più importanti sul panorama italiano, che presenterà i più grandi successi e anche il suo album, che si chiama Io non sarei, che è in uscita adesso a giugno, e sarà Alessandra Amoroso. 9 luglio lo abbiamo citato prima, Nile Rodgers con gli Chic, questa icona della musica internazionale con le sue hit indimenticabili ed i suoi successi in ambito funk, disco e pop. 10 luglio per un artista a cui forse non servono tante presentazioni, ci sarà Umberto Tozzi con questo tour mondiale, l'ultimo tour, perché infatti si chiamerà L'ultima notte rosa dei Final Tour. 11 luglio abbiamo questa carrellata di generi diversi, perché avremo gli Skunk Anansi, questa band rock con questa voce potentissima di Skin, e loro celebreranno i 30 anni dalla prima esibizione. 12 luglio avremo il tour europeo di Gianna Nannini, che toccherà appunto Piazza Castello, e una delle voci rock più iconiche presenti. E poi lo abbiamo citato prima, non solo Alfa per i giovani, ma anche Night con il suo rap. È un rapper giovane sulla scena, però sicuramente può far grandi cose in futuro, e quindi lo aspettiamo. E termineremo il Marostica Summer Festival Volksbank il 15 luglio con i Blu, che faranno proprio a Marostica sono solo 2 date italiane e una sarà proprio a Marostica, quindi questa boy band britannica che famosissima negli anni 2000, che però ancora adesso è tornata in tour quest'anno, e quindi l'aspettiamo. Tutti i concerti sono in vendita su Ticket One, e appunto tutto ciò non sarebbe possibile senza i nostri sponsor che ci affiancano ogni anno e quindi che bisogna citare. Allora sono Unicom, Trivellato, Univer 2000, Targa System, Sidastico, Nico Abbigliamento, Arredo Group, Nardini, Mubre, Generali Assicurazioni, Bassano Distributori, Cittadellese, Cantina Coldovigo, Consorzio Formaggio Piave, Bohem, La Ditta Sicura, Kilo Tu e Maurizio Longo Rappresentanze Grafiche. Non per ultimi bisogna citare i nostri media partner, che anche loro sono sempre al nostro fianco, e sono il Giornale di Vicenza, Radio Stella, TVA Vicenza, Telechiara e Radio Company, che quest'anno prevede una ricca pianificazione di spot e contenuti editoriali, con anche dei giochi a premio per il pubblico e uno scaldapubblico che sarà presente prima dei nostri concerti. Grazie. Ci sono domande?